Paura alle zattere, la grande nave opera dell'MSC ha improvvisamente sterzato verso la fondamenta, poi si è fermata, la manovra non è passata inosservata. Triste primato di Venezia, che nel mese di ottobre è diventata la città con gli alberghi più salati d'Europa. Torna il Davide Golia di Tiziano a Venezia dopo il restauro reso necessario dai danni provocati dall'incendio dell'agosto del 2012 alla salute. Benvenuti a questa edizione del TG di Televenezia. Le strane manovre della nave da crociera MSC Opera lungo il canale della Giudecca hanno attirato l'attenzione e hanno suscitato allarme. Oggi nella laguna l'episodio è stato stigmatizzato dal comitato No Grandi Navi e giunge dopo un fine settimana in cui si è parlato ancora di giganti del mare a Venezia. Sentiamo. Attimi di paura oggi nel canale della Giudecca quando la nave da crociera MSC Opera, che stava dirigendosi verso il porto della Marittima, ha improvvisamente cambiato rotta, puntando alle zattere e rallentando vistosamente la velocità fino a fermarsi per pochi minuti. La strana manovra a cui hanno assistito dei testimoni è documentata dalla mappa del sistema AIS che monitora il traffico navale mondiale. La notizia è stata diffusa dal portavoce del comitato No Grandi Navi, Silvio Testa. Il dibattito, insomma, sulla pericolosità delle navi in laguna continua a rimanere acceso, tanto che anche nello scorso fine settimana il responsabile vendite della società MSC Crociere, Massimo Bertoldero, è tornato sull'argomento citando Trieste come uno scalo molto probabile in alternativa a quello veneziano. E stamane, a rendere ancora più incandescente lo scontro sulla presenza dei giganti del mare in laguna, l'ente bilaterale nazionale per il turismo ha rilevato che il settore non crea più lavoro dopo aver vissuto un boom per 10 anni e che le attività turistiche, soprattutto alberghiere nei principali porti crocieristici, non beneficiano dell'arrivo dei giganti del mare. Gli albergatori veneziani non sembrano preoccuparsi molto però dello scarso traino delle navi da crociera, perché Venezia ha raggiunto in questo mese un primato agli hotel più cari d'Europa dopo Ginevra. Gli hotel veneziani sono i più cari d'Europa e sono secondi soltanto a quelli di Ginevra. 237 euro a notte è il costo medio di un albergo, soltanto 10 euro in meno rispetto alle tariffe medie della località svizzera. La media europea non supera i 144 euro a notte. Lo dicono i dati dell'analisi mensile dell'osservatorio del comparatore prezzi hoteltrivago.it, secondo cui i prezzi degli alberghi sono in discesa in tutta Europa a confronto con il mese scorso del 4%. In Italia invece i prezzi degli hotel sono stabili e sono aumentati in questi giorni a Genova. In occasione del Salone Nautico è stata registrata un'impennata del 38%. A Venezia, non essendoci eventi speciali dopo il celebre settembre, la stagione è tornata bassa e in questo mese le tariffe sono calate di ben il 9% rispetto a settembre. Trainato dall'impennata dei prezzi in laguna, anche il Veneto ha conquistato il podio della regione più costosa, 173 euro in media a notte. Venezia comunque in Italia è in buona compagnia. Tra le più chic ci sono anche Positano e Taormina e anche Roma in questo mese ha aumentato i prezzi del 4%. Nel frattempo la società Marketing Eventi sta organizzando l'edizione 2013 dell'America's Cup World Series in Laguna. La manifestazione è stata annunciata dal sindaco di Venezia Giorgio Orsoni al Salone Nautico di Genova, definendola importante per la città quanto il carnevale. Le World Series dell'America's Cup hanno una ricaduta economica sulla città simile a quella del Carnevale. Il sindaco di Venezia, Giorgio Orsoni, ha snocciolato dati entusiasmanti a Genova durante il Salone Nautico in questo fine settimana per annunciare che anche nel 2013 Venezia ospiterà le regate dei catamarani più veloci del mondo. La perla della laguna ci scommette di nuovo dunque, dato che la primavera scorsa, a fronte di 5 milioni investiti, ne sono stati raccolti attraverso l'indotto almeno 40. Sono le cifre rese note dal sindaco tracciando un bilancio della manifestazione che ha attratto in aprile centinaia di migliaia di turisti, circa 400.000 complessivamente nei 9 giorni di sfide veliche. Anche gli alberghi hanno fatto il pieno ospitando oltre 121.000 pernottanti, di cui 72.000 nel solo centro storico. Il successo della manifestazione non era scontato, ha spiegato Orsoni, invece la vela si è trasformata in uno sport popolare e i veneziani hanno rafforzato il loro legame con il mare.
Le World Series si svolgeranno dal 13 al 21 aprile e anche quest'anno saranno 2 i campi di regata, Lido e Bacino di San Marco. Nel primo fine settimana si svolgerà il trofeo Città di Venezia e nel secondo, dal 16 al 21 aprile, partiranno le regate dell'America's Cup World Series 2013. Ci sarà un cambiamento però, il villaggio del team sarà spostato in Darsena, perché il bacino grande di carenaggio dell'Arsenale è impegnato per la definitiva sistemazione del Mose. Se ci sono alberghi che vanno moltissimo a Venezia e che possono quindi permettersi di applicare tariffe più alte della media europea, ci sono anche alberghi che chiudono, come è il caso dell'isola di San Clemente. Un 5 stelle splendido con piscine e campi da golf dal 1° novembre chiuderà i battenti e lascerà a casa 150 persone. Si chiude il sogno dello splendido albergo esclusivo nell'isola di San Clemente da 5 stelle. Dal 1° novembre l'isola chiude al pubblico e 150 persone rimarranno senza lavoro. 70 erano assunte a tempo indeterminato. La notizia non è un fulmine a ciel sereno, era nell'aria dopo il fallimento decretato nel febbraio scorso della società Grandi Alberghi Veneziani. L'azienda gestiva 200 stanze e 3 suite da 1.001 notte con annessi piscine e campi da golf. Un paradiso dentro la laguna esteso 65.000 metri quadrati, ritagliato nel 2003. Un complesso sorto tra le mura restaurate dell'antico manicomio della Serenissima. Dopo il fallimento da febbraio, l'albergo ha continuato l'esercizio provvisorio, ma ora il tribunale ha deciso di chiudere perché ci sono nuovi possibili acquirenti che sarebbero interessati a rilevare la proprietà vuota, senza personale. Tra i candidati in lista si vocifera ci sia anche Four Seasons, la compagnia canadese specializzata negli alberghi superlusso. Il personale del 1° novembre andrà in mobilità e le speranze sono riposte sui nuovi acquirenti. E ora le notizie, cronaca nera, un altro tir con 1 tonnellata di sigarette di contrabbando intercettato nel porto di Venezia. Anche questo carico, come quello di venerdì scorso, è sbarcato in laguna da un traghetto greco. Le bionde erano nascoste in cartoni bianchi contenenti sanitari in porcellana e il conducente è stato arrestato. E un'altra notizia che riguarda il San Donatese: 5 cinghiali stanno terrorizzando gli automobilisti, imperversano nei campi e sulle strade di Jesolo, Ceggia, San Donà, e Noventa di Piave ed Eraclea e sono usciti allo scoperto dopo la mietitura della soia e del mais. Pesano anche 1,5 quintali e alcuni automobilisti hanno riportato danni consistenti a se stessi e alle auto dopo averli urtati a causa della loro improvvisa comparsa sulle strade. E ora i costi della politica slitta, data da destinarsi la seduta straordinaria del Consiglio regionale del Veneto in programma mercoledì per parlare dei tagli agli stipendi dei consiglieri. Luca Zaia e Clodovaldo Ruffato sono stati convocati a Roma per parlare del decreto del governo sui tagli delle indennità dei consiglieri regionali. Intanto a Treviso emerge un nuovo scandalo. Il vicepresidente della provincia e sindaco di Conegliano, Floriano Zambon, si è fatto rimborsare nei primi 7 mesi dell'anno 36.000 euro per spese di benzina sostenute, perché avrebbe percorso 30.000 chilometri e non sempre con pezze giustificative a dimostrarlo. Cifre che hanno insospettito il segretario del PD, Alessandro Bortoluzzi, che ha denunciato il caso alla stampa. E ora parliamo di risparmio energetico, si sta avvicinando l'inverno, si dovrà quindi utilizzare l'impianto di riscaldamento, le bollette saranno più care perché sono stati annunciati aumenti sia di gas che di elettricità. Vediamo come fare per recuperare questi aumenti risparmiando. L'aumento del costo di gas e di elettricità si può anche combattere con alcune precauzioni da usare in casa. L'arrivo dell'inverno, la riduzione delle ore di luce e l'imminente accensione degli impianti di riscaldamento porterà con sé delle autentiche mazzate assieme alle bollette. Per questo il movimento consumatori ADUC sta in questi giorni distribuendo consigli utili per risparmiare. Il termostato, ad esempio, deve essere fissato sui 20 gradi. I termosifoni non devono essere coperti da tende o mobili. L'impianto di riscaldamento va sfiatato. Fare la doccia piuttosto che il bagno. Riguardo il risparmio di corrente, poi, forse non tutti sanno che la luce indiretta rende meno e costa di più. Meglio dunque faretti o lampade da tavolo che lampadari appese al soffitto al centro della stanza. 6 lampadine da 25 watt, complessivamente da 125 watt, consumano il 50% in più di una singola lampadina da 100 watt.
Tenere i frigoriferi lontani da fonti di calore e riporre cibi già freddi. Infine, spegnere la luce quando non serve, una misura che dovrebbe essere scontata e che invece molto spesso viene ignorata. E ora qualche manciata di secondi di pubblicità, rimanete con noi. Sabato 13 e domenica 14, Linea 80 Camper e Caravan ti aspetta per un'incredibile porte aperte. Linea 80, la tua concessionaria Burstner e Roller Team, propone i nuovi arrivi 2013, noleggio camper nuovi e una vasta gamma di usati garantiti anche ex noleggio. Linea 80 è anche market accessori, assistenza e parcheggio. Linea 80 realizza la tua voglia di libertà in via Orlando, Campalto, Venezia. Ricorda, 13 e 14 ottobre, irripetibile porte aperte. Per info linea80.net. E andiamo nell'area metropolitana, iniziamo dalla provincia di Venezia, dove è tempo di bilancio e di buoni propositi per il futuro. Controlli intensi da parte della Polizia Provinciale a Bibbione. Nei 3 mesi estivi appena trascorsi sono stati sequestrati centinaia di articoli, soprattutto bigiotteria e giocattoli. I controlli hanno riguardato 15 persone, 85 gli abusivi che se la sono data a gambe. Anche San Michele al Tagliamento, come già molti altri comuni, stringe un patto anti-evasione col fisco. L'amministrazione invierà dati utili ai fini dell'accertamento tributario all'Agenzia delle Entrate, dopodiché riceverà il corrispettivo delle imposte recuperate. Genitori si diventa grazie ad un corso organizzato dal Comune di Stra e rivolto a 2 diverse fasce, ai genitori di bambini dai 6 agli 11 anni e di adolescenti dai 12 ai 17. Gli incontri si svolgono la sera a partire dal 9 ottobre presso l'Orienta Giovani a San Pietro di Stra. Spostiamoci ora nella Marca Trevigiana, dove il segno meno non è sempre negativo, come nel caso di cui vi parliamo. Meno incidenti, decine di sanzioni e velocità media ridotta. A questo hanno portato i 6 autovelox sulle strade di Pieve di Soligo. Le cabine blu Speed Check sono il primo passo di un più ampio progetto sulla sicurezza che comprende anche videosorveglianza e l'installazione di dissuasori. Donazioni in calo. Nonostante la sezione Avis di Conegliano sia la più numerosa di tutta la provincia, negli ultimi 2 anni le donazioni non sono cresciute come previsto. I nuovi iscritti sono 252, ma ben 145 di loro non hanno mai fatto una donazione e si dà colpa alla crisi. Exploit del radicchio variegato IGP di Castelfranco. L'eccezionale siccità estiva aveva dapprima fatto temere il peggio, poi però le successive piogge hanno migliorato la situazione. Adesso un boom di richieste, da parte soprattutto della grande distribuzione anche estera. Andiamo infine nel Padovano, dove i cittadini fanno largo uso di petizioni e raccolta di firme. Oltre 1000 firme sono state raccolte a Limena e a Vigo d'Arzere contro le lunghe code sul Ponte della Libertà che collega i 2 comuni. Come soluzione, i comitati lanciano l'idea di un secondo ponte, entrambi a senso unico. Raddoppiando le corsie si dimezzerebbe il traffico. Caccia ai ciclisti indisciplinati a piove di sacco. In particolare i vigili ce l'hanno con le bici che sfrecciano sotto i portici. Un paio di queste sono già state punite con multe da 24 euro. Perplessi i commercianti del centro, si pensi piuttosto a realizzare piste ciclabili. Prodotti a chilometro zero a Ponte San Nicolò, il mercato agricolo con frutta, verdura, carne, latte e formaggi di produzione locale partirà a novembre e si terrà ogni lunedì in una diversa piazza del paese. A decidere il nome del mercatino saranno, tramite un concorso, gli alunni delle scuole.
E ora l'arte torna a Venezia dopo un lungo e paziente restauro, il dipinto di Tiziano Davide Golia, l'opera di proprietà ecclesiastica e che è stata restaurata a spese del seminario patriarcale dopo l'esposizione a Palazzo Grimani, tornerà finalmente sul soffitto della sacrestia maggiore della Basilica della Salute, da dove proviene. Il 20 agosto del 2010 un incendio sviluppatosi sul lato ovest della copertura del seminario patriarcale mise in grave pericolo la basilica e il dipinto che si trovava in collegamento con il seminario. E ora le previsioni del tempo, vediamo cosa ci riserva il meteo nei prossimi 3 giorni. Tempo variabile con passaggio di nubi e qualche modesto rovescio. Martedì 9 ottobre. Dapprima cielo molto nuvoloso o coperto, poi ampie schiarite. Possibili precipitazioni al mattino, fenomeno in calo. Valori termici in abbassamento, mare da poco mosso a quasi calmo. Mercoledì 10 ottobre. Variabile con schiarite e annuvolamenti, ma non dovrebbe piovere. Minime in risalita, massime invariate, mare poco mosso. Giovedì 11 ottobre, ancora schiarite e annuvolamenti, foschie nelle ore più fredde, precipitazioni assenti, massime in salita intorno ai 21 gradi, minime in lieve discesa. Venerdì 12 ottobre, nuvolosità irregolare con possibili piogge di debole intensità, temperature pressoché stazionarie. La marea di martedì 9 ottobre è normale, la massima alle 8:30 55 cm, la minima a mezzanotte e mezza 15 cm. Bene, con questo era proprio tutto. Grazie per averci seguito, grazie soprattutto per averci scelti. Buon proseguimento.